Ma direi che è una bella giornata, visto e considerato che si firma un accordo importante. Per i Veneti significa 607 milioni e 600 mila euro, magari faremo arrotondare poi, e manca l'opportunità di fissare e mettere a terra un sacco di opere sul fronte ambientale, infrastrutturale, digitale, sociale, culturale, quindi direi veramente una bella operazione, una bella giornata. Qual è secondo lei la parte su cui lei ha spinto maggiormente? Ecco? Ma guardi, noi abbiamo trovato subito un'ottima sintonia, abbiamo lavorato in silenzio, visto e considerato che dall'altra parte della barricata tutti si lamentavano, e durante l'estate abbiamo lavorato, abbiamo presentato fra l'altro in anteprima un progetto da 2 miliardi 253 milioni di euro che è un po' il libro dei sogni, però se dovessero avanzare soldi noi ci siamo. Senta, siamo qui a Job, una presenza importante è quella del Presidente del Consiglio qui al Salone dell'Orientamento e della Formazione. Ma sì, io ci credo, l'ho voluto io firmare qui questo accordo, per cui è una mia idea di farlo qui direttamente. E devo dire che è un bel segnale, stiamo parlando della regione che ha una quota di formazione che è paurosa, 20.000 ragazzi in formazione che assolvono l'obbligo scolastico, ma anche una regione che è unica nel suo genere per tutto quello che è il percorso di formazione per le diverse attività. È un po' lo specchio di quello che è la nostra società economica, visto e considerato che abbiamo 600.000 partite IVA e le nostre aziende l'80% meno di 15 dipendenti. E soprattutto una regione che ha tantissime aziende che hanno bisogno di tecnici. Decisamente sì, ma i nostri centri di formazione li sfornano questi tecnici, nel senso che vedrete dei ragazzi che presentano anche le loro produzioni di altissima qualità e di altissima maestria, prova ne sia che a scuola si impara. Gestire 600 milioni di euro di fondi, Veneto è pronto per l'autonomia? Noi siamo pronti, visto e considerato che parte di questi milioni, 69 milioni e 200 mila euro, sono già messi a terra con 12 progetti. Oggi arrivano i rimanenti, 400 milioni e 900 mila euro li dedichiamo a tutta una serie di progettualità, sono centinaia di cantieri che partiranno, e un'ultima quota di 137 milioni di euro dedicata al cofinanziamento europeo, che mi crea una leva di 2 miliardi e 2, quindi veramente una grande operazione.